Nel difficile quartiere di Scampia a Napoli rischia di chiudere per dei cavilli burocratici un'associazione che da anni dà lavoro ai detenuti e che è stata premiata dal presidente Mattarella. L'inviato Vincenzo Frenda. Era un ex spacciatore che non aveva un'entrata, non aveva un posto di lavoro, non sapevo dove andare a lavorare. Perché qua io mi trovo bene qua. Il problema è dopo. Io ho paura di sbagliare. Giovanni è un detenuto di 28 anni, ha 2 figli e una filiazione nei clan di Scampia alle spalle. Fra pochi giorni finirà di scontare la pena e si chiede d'ora in avanti come manterrà la sua famiglia. La stessa domanda se la fa Giuseppe. Nel 2008 mi hanno tratto in arresto e mi sono fatto quasi 13 anni di carcere. Spero ancora in un futuro di rimanerci qua, perché a 57 anni non è che ci trova subito un lavoro. Loro sono 2 dei 140 detenuti affidati ogni anno all'Associazione Resistenza Anticamorra di Ciro Corona, nominato un mese fa Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica proprio per la sua attività in un quartiere difficile come Scampia. Premiati da Mattarella ma sostanzialmente abusivi per il Comune di Napoli per una bega burocratica che va avanti da anni e che blocca un avamposto di legalità. Da 4 anni viviamo nell'illegalità. Da una parte il Tribunale ci manda i detenuti in affidamento, dall'altro lato la vecchia amministrazione ha tentato in tutti i modi di chiuderci. Il nuovo sindaco 100 giorni dopo, oltre all'impegno preso in campagna elettorale, purtroppo la storia è stata messa un attimo da parte. Il sindaco ha declinato la richiesta di intervista del TG2 e ha detto che si sta occupando della vicenda. Nel frattempo Ciro Corona da qualche giorno ha iniziato uno sciopero della fame. Se questa struttura deve morire, allora che lo sappiano tutti. Io muoio con lei.